Made in Riviera del Brenta e anche solidali. Queste tomaie per scarpe vengono tagliate e orlate in un laboratorio particolare, quello del progetto della cooperativa Solidalia a Vigonza. Obiettivo: ridare lavoro ai disoccupati over 50 della calzatura del Brenta e a persone svantaggiate del territorio. Una ventina gli uomini e le donne riqualificati con 3 mesi di formazione a fianco di professionisti del settore. Qua parliamo di persone che sono fuoriuscite dalle aziende per ristrutturazioni, per diminuzioni di personale, ma che hanno un know-how incredibile, è la linfa del nostro territorio. Il progetto vuole anche dare un segnale di legalità in un distretto che negli ultimi anni ha visto aumentare i laboratori cinesi, spesso irregolari, della calzatura, che hanno tolto il lavoro a molti operai e operaie specializzate. Io sono stato molto impressionato soprattutto dalle signore che lavoravano a domicilio, che sono state soppietate dai laboratori. Queste persone stanno riorganizzandosi, rendendosi protagonisti della loro possibilità lavorativa, e questo è un passaggio importante. Sono 4 per ora le aziende calzaturiere della Riviera che hanno creduto nel progetto, commissionando 200 tomaie al giorno alla cooperativa. Tra i partner dell'iniziativa, oltre all'Acrib e alla Conf Cooperative, il Comune di Vigonza, Banca Prossima, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Caritas di Padova, la Regione Veneto ed Etra.